Salve, io sono Giusy, ho 52 anni, però vivo in questa terra dall'età di 7 anni. Sono nata all'estero da genitori sardi e poi ho vissuto per un breve periodo della mia infanzia in Lombardia. Perché inizio così? Perché ho deciso di appartenere a questa terra dopo una diversa e lunga riflessione fatta nell'arco della mia vita, perché chiunque viene portato via dalla sua terra, che riconosce come tale perché ci nasce, perché si crea delle amicizie, perché gioca in un certo modo, perché mangia certi cibi, si sente di arrivare a una terra che non è la sua, che è una terra estranea. Per me è stato importante nell'arco della mia vita, quindi già da adolescente, riuscire invece a costruire un'identità che mi mancava. Io, e di questo ne andavo fiera, dicevo sempre, io mi sento un po' cittadina del mondo, perché poi comunque sentivo non appartenere esattamente a questi luoghi, cosa che poi invece ho costruito, quindi è una parte di me molto importante. Poi ho anche scelto di andare fuori a studiare, quindi ho amici un po' sparsi per il mondo, continuo a amare diversi luoghi, ma oggi a 52 anni posso dire di sentirmi fortemente appartenente a questa terra. Credo che sia uno dei posti più belli e provo dolore quando vedo che noi non abbiamo questa consapevolezza e tradiamo tutto quello che questa terra ci dà. Nella vita ho scelto di fare un lavoro che mi consentisse di entrare in contatto con le persone. Nasco quindi professionalmente come assistente sociale che lavora nell'ambito dell'esecuzione penale, quindi mi occupavo di persone in carcere o misure alternative, e invece dopo un po' di anni attualmente faccio il direttore dell'ufficio di esecuzione penale, che è un ufficio del Ministero della Giustizia. E mi piace comunque perché oltre ad occuparmi indirettamente delle persone che eseguono delle pene, mi occupo anche delle persone che lavorano in quegli uffici. Per me la mia professione è molto molto importante, è quella dimensione che mi ha spinto anche a approfondire, a studiare, a mettersi in discussione, perché credo che fondamentalmente chi lavora con l'essere umano non può non porsi delle domande rispetto alla propria capacità di comprendere e di anche rispettare la persona nella sua specificità. E questo è quello un po' che mi anima. Oltre a un lavoro ho anche una famiglia. Io sono una di quelle donne che una volta iniziata a lavorare, peraltro prestissimo perché avevo 24 anni, dopo finita l'università, tutto il lavoro, la professione, le riunioni, il sindacato, e la parola famiglia mi rimandava solo alla mia famiglia di origine, pur essendo sposata, perché comunque mi sono sposata a 28 anni, quindi neanche troppo tardi. Non esisteva nella mia testa il progetto di famiglia, di figli. La famiglia eravamo io e mio marito, peraltro, tutti e due con 1000 impegni, ci si trovava la sera, però non era contemplata fino a un certo punto la possibilità di avere i figli. La cosa bella che mi è successa, perché questa secondo me è una cosa bella, è che nonostante tutta la mia programmazione di non avere figli, i figli sono arrivati. Il primo è quello ha aperto una dimensione che io non scoprivo. Dopo il primo momento di sconcerto devo dire che la parte della maternità è stata una parte molto bella, molto diversa, mi ha fatto scoprire come donna delle dimensioni che io non conoscevo. Tutto quello che secondo me anima, ci emoziona e ci consente di alzarci ogni mattina con la voglia di vivere, di fare, è raggiungibile. Una delle costanti che io ho potuto osservare nel mio lavoro, quando lavoravo come assistente sociale, ma anche ora come direttore, è vedere quanto siamo noi stessi sabotanti rispetto a quello che potremmo fare. Io non ce la posso fare, oppure io questa cosa la faccio male, rispetto a questo io sono inadeguato, e lo dice una persona che ha dovuto fare i conti anche con tutte queste condizioni mentali, che sono un po' frutto anche di un certo tipo di educazione, soprattutto rivolta a noi donne. E poi le relazioni fra le persone consentano di realizzare grandi cose. Perché mi piace il mio lavoro? Fondamentalmente l'ho detto anche prima, ma lo recupero anche adesso. Perché dalla relazione significativa con l'altro
nascono sempre cose buone e inaspettate, anche quando gli altri sono molto diversi. Come saluto, come segnato da questa breve intervista, che cosa mi viene da dire? Fermo restando che non voglio fare la Madre Teresa di Calcutta improvvisata, però fondamentalmente credo che ognuno di noi debba recuperare una dimensione di rispetto di se stesso, avere fiducia in quello che si è e amarsi e accettarsi profondamente per come siamo. Fatto.